di Natale. Loro mangiano riso cotto con sugo sopra, con del pollo. Più aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile eliminando i servizi. Tu gli butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10 km che qualcuno non te li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di coso, lo assumi dal disagio. E qua io punto ad arrivare per giugno a 1 migliaio di persone. È un giro di cassa impressionante. A 1000 persone sono 12 milioni l'anno. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Va ora in onda Cultura Padana. Buona Padania a tutti da Andrea Rognoni. Come spesso succede in periodo estivo, sono in giro per la Padania, per l'amata Padania, a raccogliere informazioni, notizie, spunti, curiosità, a vedere come questa terra tanto amata si evolva col passare del tempo, nel bene e nel male certamente, cambi ma mantenga anche sempre forte un volto preciso che ricordiamo sempre Gianfranco Miglio, più volte citato ultimamente anche da Matteo Salvini, ha detto conservare nel suo cuore il volto che è un volto materno che combacia con l'idea di madre e più precisamente di matria, cioè di terra che non ha svolto funzione di patria ufficiale, ma che all'interno della dimensione di patria e in colloquio costante, talvolta conflittuale, ma questo fa parte della natura umana, ha svolto invece il ruolo di madre, matria. Ecco, oggi per esempio parliamo proprio di una figura femminile che è tra le tante madri, possiamo dire, anche della padanità, e adesso vi spiegherò perché, ma soprattutto raddrizzino le orecchie le persone che hanno a cuore non tanto lo sport in generale o il calcio in generale, quanto proprio una squadra che è una squadra molto particolare. Lo è non per gli esiti sportivi, tecnici, spettacolari. È nata la società, a cui mi riferisco, è nata il 17 ottobre del 1907, pensate un po', sono passati 112 anni, ma per il nome che porta, che è un nome assolutamente unico nel suo genere e che va indagato alla luce della mitologia antica. Una mitologia che certo sembrerà estranea apparentemente al mondo celtico, al mondo celto-germanico, al mondo magari italico anche, ma che in realtà è collegata adesso per alcuni motivi che vi spiegheremo. Il riferimento è ovvio, è alla dea, la cosiddetta dea, cioè l'Atalanta. Personalmente non seguo il calcio, lo seguo solo di risulta, so che l'Atalanta ha fatto cose bellissime quest'anno, partecipa finalmente dopo tanto tempo a gare e a competizioni europee, si fa conoscere oramai in tutto il mondo ed è destinata a quanto pare a un futuro di gloria finalmente. Ma anche curioso questo fatto, ma tenete conto, cari ascoltatori, che ce l'ho insegnato lo stesso padanismo, nulla è casuale, nulla nell'universo è casuale, e proprio quest'anno abbiamo il boom per la prima volta del calcio femminile, con la fortuna anche della nazionale di calcio italiana cosiddetta azzurra, ma anche qui non ci interessano gli esiti reali e francamente non facciamo parte di quei faziosi che per forza vogliono battere l'Olanda per motivi politici, nel senso che sì, certo, tutto questo crea un motivo in più, stuzzica l'intelletto, il cuore, la pancia, tutto quello che volete, però non ci interessano i risultati sportivi, ci interessano le motivazioni profonde che riportano a galla alcuni miti, alcuni archetipi, alcuni principi, alcune idee, alcune icone, che sono però importantissime per la storia della civiltà europea, della civiltà padana, della civiltà italiana e di tutte quelle civiltà che in nome
di un'idea e di un valore, cercano disperatamente in questo universo di sopravvivere e di farsi sentire e valutare. L'Atalanta quindi, perché poi tra le altre cose questa dea, questa donna, questa grande giovinetta di cui parliamo è rimasta fra le ultime nel campionato di calcio dalla Serie A alla Serie Z che parli di una divinità reale o che parta da una città che apparentemente nulla c'entra o c'entra relativamente con la scelta della stessa dea o dello stesso mito, anche perché molte città sono legate anche come blasone, gagliardetto, eccetera, a delle divinità o a delle realtà di ordine mitologico o religioso, ma non hanno poi adottato il nome nel chiamare la squadra. D'accordo, magari preferendo un nome che comunque richiamasse la radice nominale, toponomastica della stessa città. Non così quindi per l'Atalanta. Atalanta va spiegata, cioè non si può vivere tanto per vivere. A me io non ce la faccio, non ci riesco, non ce l'ho mai fatta. Vivere tanto per vivere e fare finta che qualcuno abbia detto così, cosa abbia deciso quel famoso 17 ottobre del 1907 che la squadra si dovesse chiamare Atalanta, e poi chi se ne frega, cioè voglio dire, l'importante è tifare, l'importante è volerla vedere vincere, l'importante è che batta tutto e poi che rappresentasse qualcuno, qualcosa, un mondo, una realtà, un archetipo, chi se ne frega. No, io non ce la faccio a vivere così, non ce la faccio, è più forte di me, sarò un cerebrale, sono un cerebrale, sono uno che si masturba la mente e allora non posso essere diverso da quello che sono, questo è evidente. Spero comunque che l'audio, mi confermi Roberto, l'audio si sente abbastanza? Sì, Andrea, ti sentiamo benissimo. Ecco. Allora, Atalanta chi era? Atalanta era una meravigliosa giovinetta che era nata in una zona della Grecia chiamata Arcadia. L'Arcadia era un'area geografica straordinaria. Voi sapete che la Grecia, fin dai tempi remoti, penisola greca che si affaccia nel Mediterraneo a oriente dell'Italia e della Padania, bene, questa Grecia era piuttosto arida, è sempre stata arida. Non parliamo delle isole, che spesso e volentieri assomigliano a meravigliosi cani spelacchiati con dei mari stupendi e dei venti pesanti, ma parliamo anche dell'interno del continente, della penisola vera e propria. Generalmente la Grecia non viene conosciuta per essere una terra verdissima. Bene, invece l'Arcadia lo è sempre stato. È l'unica zona, è l'unica area, l'unica macro regione. Dico macro e non micro perché l'Arcadia potrebbe mettere assieme la Lombardia e il Piemonte come grandezza, e comunque l'Arcadia era verde, piena di boschi, di foreste. Adesso in parte non ci sono più quei boschi e quelle foreste perché l'impietosa civiltà umana ha provveduto a squarciare anche quello. Però allora, ai tempi del mito, ai tempi transtorici del mito, lo era. Questa giovinetta non era voluta dal papà Iaso, un re, un grosso personaggio della zona arcadica, in quanto non era lui desiderava un maschio, il re desiderava un maschio, il sovrano, il padrone, il signore desiderava che venisse fuori dalla pancia della moglie una persona di sesso maschile. Allora a questo punto lui dà ordini di lasciarla andare in mezzo al bosco che divenga pur preda delle bestie selvatiche, e poi gli dei vedranno loro se salvarla oppure no. E miracolosamente Atalanta viene salvata da un'orsa. Ecco, primo richiamo molto forte questo,
perché l'orso o l'orsa generalmente non è conosciuto come un animale del sud del Mediterraneo, e quindi ci richiama anche degli elementi più nordici o alpini, perlomeno appenninici, ma se non altro comunque di carattere montagnoso. L'orsa salva Atalanta, e Atalanta cresce in mezzo a varie specie animali. Un'altra figura femminile che molti confondono con Atalanta, ma non lo è, e questo è importante per il destino anche della squadra, si chiama Artemide, che volgarmente poi i romani, alla loro maniera, chiamarono Diana, la dea della caccia. Allora, la dea della caccia si rende conto dell'esistenza di Atalanta, la vede come una sorella minore, ma anche una competitrice in diversi campi. Quali campi? Allora, subito diciamo la valenza più forte per Atalanta, la corsa, Atalanta Fugiens, questo è il titolo di una famosa opera, un'operetta del Settecento del tedesco Mayer, che sottolineava appunto le capacità della fuga e della corsa di Atalanta. Era cacciatrice, ma era anche una atleta. Ecco perché trovo curioso che l'Atalanta rinasca e risorga come squadra nel momento in cui c'è il boom delle atlete femmine nel calcio, che bene o male sono costrette a correre per i 90 minuti della partita, dura 90, guardate, non so neanche tecnicamente se il calcio femminile, penso e stimo abbiate pietà di me che duri 90 come il calcio maschile, ma in ogni caso l'immagine è quella di 11 ragazzotte che corrono, cercano la palla, stanno dietro all'azione, no? Quindi Atalanta è una atleta di corsa, è una che batte tutti. Il mito ci dice che Atalanta, questa giovinetta che era nata e cresciuta in mezzo agli orsi, ai lupi, ai cinghiali che lei stessa andava a cacciare, perché il mito dice che Meleagro, un'altra divinità interessante dell'antica Grecia, aveva il gusto di andare a cacciare un cinghiale che non si faceva acciuffare, e allora ha chiesto l'aiuto ad Atalanta. Atalanta è riuscita in questa impresa. I cinghiali, animali sacri che a noi molto cari a noi padani, perché corrispondono alla scrofa semilanuta, che è il simbolo della fondazione di Milano. Poi diciamo versione maiale, versione cinghiale, c'è una certa differenza, un po' come tra Atalanta e Artemide, però attenzione, siamo sempre nel genere vero di quella categoria di animali che noi conosciamo. Poi un'altra caratteristica di Atalanta è la partecipazione all'impresa degli Argonauti. Anche questa, ai tempi sulla Padania, sul Sole delle Alpi, sul federalismo, avevamo citato questo fatto. Gli Argonauti si spingono ad ovest rispetto alla Grecia e arrivano alla Padania. Arrivano in qualche modo a frequentare questa valle meravigliosa che è la Valle Padana. Gli Argonauti erano quasi tutti maschi, anche lì c'erano dei cacciatori, c'erano dei soldati, c'erano degli eroi, Giasone naturalmente alla ricerca del vello d'oro, no? Meravigliosa mitologia, ma c'è anche la mitologia celtica, è meravigliosa, noi ne abbiamo parlato diverse volte, la riprenderemo. La mitologia greca è altrettanto interessante e comunque ha delle interferenze anche col mondo italiano e padano. Bene, non c'era nessuna donna, l'unica donna, sentite un po', l'unica ragazza, l'unica fanciulla ammessa all'impresa degli Argonauti, alla ricerca del vello d'oro, che ovviamente si muovevano con imbarcazioni, ma poi anche terra con altri mezzi, era e fu Atalanta.
Perché? È perché Atalanta veniva ritenuta degna del mondo maschile, più della stessa Artemide, più della stessa Diana, capite? Cioè, in questo Artemide Diana era vista più come una nemica, mentre Atalanta era vista come un'amica. Forse perché Diana si dava troppe arie, era la regina della caccia, la regina delle Amazzoni, governava lei, era molto dispotica, Artemide Diana. E quindi Atalanta viene invitata e partecipa per un certo periodo al meraviglioso viaggio degli Argonauti. Quindi arriva anche in Padania, anche questo è significativo, no? Idealmente noi non abbiamo delle vicende storiche che ce lo dicano, ma a questo livello non ci interessa. Idealmente, non fu così, ma idealmente fondò alcune città padane, fra cui Bergamo. D'accordo? Atalanta è la fanciulla che, pur rimanendo ovviamente vergine per tanto tempo anche rispetto ai compagni di viaggio, riesce in qualche modo ad aiutarli nell'andare e viene onorata di questo servizio straordinario di accompagnatrice e anche di lei quando scendeva anche in Valpadana anziché in altri posti correva più velocemente degli altri, aprendo le strade, aprendo la possibilità di vedere posti nuovi. Ma Atalanta, guardate, è una storia lunghissima naturalmente. Atalanta a un certo punto si innamora. Di chi si innamora Atalanta? Non si innamora di una persona qualsiasi, ma di colui, dell'unico maschio Ippomene. La radice Ippo, cavallo, era praticamente, aveva delle doti da cavallo perché correva velocissimo, l'unico maschio in grado di batterla nella corsa, d'accordo? Ippomene. I due, su suggerimento di un forum di giurati divini, si mettono a fare una corsa, cioè praticamente si sfidano a duello. Interessante anche questo aspetto perché nell'amore, l'amore non è soltanto un volersi bene, ma anche un tentare di superarsi l'uno rispetto all'altro, accettando poi alla fine chi è più bravo in un campo, chi è meno bravo nell'altro, e quindi alla fine anche aiutarsi non senza essersi spronati con una certa rabbia, che questo è umano. Atalanta potenzialmente batte Ippomene perché è più veloce di Ippomene, è stata educata appunto ai boschi dell'Arcadia, a far macello delle bestie selvatiche quando voleva e come voleva. Ma c'è un fatto, qualcuno, e questo è poi l'aspetto più interessante del mito, che può dirci qualcosa anche sul destino della squadra di calcio. Qualcuno, lungo il percorso che devono fare i due sfidanti, Ippomene e Atalanta, mette in mostra delle mela come intesa come frutta, no? Delle mele buonissime. Nell'antichità la mela era comunque vista come, era chiamato il pomo d'oro, nel senso appunto che aveva delle qualità straordinarie divine, chi la mangiava poteva diventare Superman o Superwoman. Allora la signorina Atalanta si lascia tentare dalla mela. Questo cosa vi ricorda, cari ascoltatori padani e bergamaschi in particolare? Che cosa vi ricorda? Il mito di Adamo ed Eva, che è un mito religioso a sfondo ebraico e biblico, ma che ha un parallelo rispetto a tutto questo. La mela viene mangiata, l'Atalanta perde tempo, è in vantaggio rispetto a Ippomene, ma si ferma davanti alle mele, dice: ok, guarda che belle mele, me le mangio, e perde del tempo a mangiare le mele. Si perde in questa debolezza l'Atalanta, mangia la mela, e così, mangiando una mela prima e una mela dopo, Ippomene la raggiunge e la batte.
I due comunque si sposano, perché chiaramente Atalanta dice: Pota, che Schele davvero è il meglio che ci sia di maschio, no? Il maschio per eccellenza, Ippomene. Nessuno è degno di me se non Ippomene, che mi ha battuto nella corsa, d'accordo? E allora i due si sposano. Ma c'è qualcheduna invidiosetta, e lì siamo ai vertici delle divinità stesse, siamo ai vertici di tutto il sistema delle divinità femminili, che non possono soffrire il fatto che Atalanta si sia sposata con Superman, con Ippomene. E allora ecco la grande vendetta, perché nel mondo mitologico greco la vendetta è all'ordine del giorno. Vengono trasformati in leoni. Ippomene e Atalanta, i due sposi, vengono trasformati in due leoni. Beh, insomma, sempre meglio essere trasformati in leoni che in tapiri. Su questo sarete tutti d'accordo, vero, cari ascoltatori padani? Però, l'essere umano gode sempre di qualche privilegio in più, anche fin da allora, dall'antica Grecia e dintorni, abbiamo detto, perché Atalanta raggiunse anche la Padania attraverso gli Argonauti. Quindi a questo punto per sempre ecco la trasformazione in leone. Ma che bella storia, avrebbe detto Luciano Rispoli, ricorderete, il famoso conduttore. Che cosa ci insegna? Beh, ci insegna che una donna straordinaria, che ha rischiato di morire da bambina, salvata da un orso e poi diventata la più famosa di tutte, può davvero diventare la più grande a patto che superi certe debolezze. Finora si potrebbe dire la squadra di Bergamo non è riuscita a diventare ancora grande perché ha mangiato troppe mele, si è lasciata attrarre da distrazioni, da banalità, non si è concentrata ancora abbastanza bene, non ha avuto ancora i foraggiamenti economici necessari per diventare davvero una grande, ma lo sta per diventare, facendo sentire in sé la leoninità, la fellinità, che permette finalmente di acquisire la gloria eterna. Atalanta Fuggens, ecco, è una battuta latina che richiama la velocità, ma richiama anche il rischio di perdere la rotta. C'è questa duplicità nel destino della squadra, della dea, di chi in qualche modo orbita accanto ad essa. Ecco, prendiamo lezione da questa storia per capire il senso ultimo della nostra vita, delle nostre cose, della nostra realtà, perché noi siamo legati con un filo a un cielo che va oltre il cielo della religione cristiana e comprende anche il cielo di tutte le grandi divinità antiche. Siamo appesi a quel filo e tutto quello che facciamo sulla base del nome che abbiamo, della storia che ci portiamo dietro, ci prepara il nostro futuro, il senso ultimo del nostro destino e della nostra capacità di lasciare il segno. Caro regista? Sì, Andrea, siamo arrivati al termine. Spero di non avervi tediato. L'Atalanta, scusate i rumori di fondo, qui c'è anche un campo sportivo, ecco perché siamo in tema. In questo momento ci sono ragazze, tante Atalante che corrono in questo campo sportivo milanese, ma potrebbe essere un campo sportivo bergamasco anziché di qualsiasi altra parte della Padania. Viva Atalanta Fuggens, viva la libertà della donna, che certo deve imparare soprattutto a non lasciarsi andare a certe debolezze, concentrarsi e arrivare alla meta. Un grande abbraccio padano a tutti, a risentirci. Venezia risorga Venezia. Avete ascoltato Cultura Padana.
Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?